Un buongiorno e un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, ben arrivati all'edizione meridiana dell'informazione di Telefriuli. Ultimo giorno di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia. Domenica si andrà al voto per eleggere 33 sindaci di altrettanti municipi. Sentiamo i numeri e quali sono le sfide principali. Davide Vicedomini. 33 comuni al voto, 84 candidati alla poltrona di sindaco. È l'ultimo giorno di campagna elettorale, poi da domani scatterà il silenzio, anche se i social negli ultimi anni hanno violato un po' questo veto. Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23 i cittadini saranno chiamati al voto per decidere le sorti di 33 amministrazioni comunali. Verranno eletti nell'occasione 528 consiglieri e 161 assessori. Sfide molto attese, a tal punto che nella nostra regione si sono catapultati alcuni big nazionali per spostare le preferenze. La scorsa settimana è stato il turno di Salvini, seguito poi da Letta e oggi da Meloni e Tajani. Una specie di banco di prova per i partiti che si misurano in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali del 2023. La sfida più importante è sicuramente quella di Gorizia, unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Oltre a Gorizia sono 3 le amministrazioni, Monfalcone, Alzano Decimo e Codroipo, con le possibilità di ballottaggio previsto eventualmente 2 settimane dopo. E poi c'è la sfida nella sfida, quella dei comuni più piccoli dove si fa fatica a trovare candidati sindaci. Sono 8 i municipi dove si presenterà una sola lista, con quindi un solo candidato alla carica di sindaco. Si tratta di paesi molto piccoli che contano per esempio 266 abitanti come Preone, a territori come quelli di Arta Terme e Sagrado che contano poco più di 2200 abitanti. È proprio nei piccoli comuni che si sta verificando quel fuggi-fuggi che dovrebbe far meditare su quanto sta cambiando l'affezione al mondo politico. Incontro tecnico in regione sulle possibilità di sviluppo della Ursa Corno e Porto Nogaro. Il gruppo Danieli ha presentato il progetto di un nuovo impianto che prevede un investimento da parte di Metinvest. Attualmente Metinvest ha base in Ucraina e intende effettuare nuovi stabilimenti produttivi. Il gruppo Danieli, che realizzerebbe l'impianto, si sta adoperando per fare in modo che la scelta cada su Porto Nogaro. Nel caso in cui Metinvest rinunciasse, Danieli si impegna a trovare altri investitori. L'impianto di 1.100 milioni di euro sarebbe realizzato entro 3 anni. Danieli chiede impegno da parte della Regione per dragaggi e messa a punto della viabilità. Il nuovo impianto occuperebbe 600-700 persone dirette e altrettante indirette. Sarebbe un complesso green con acciaio verde, punta per il futuro a essere economicamente sostenibile, avvalendosi dei benefici di Hydrogen Valley. L'ingegner Benedetti ha evidenziato la possibilità di creare nella zona una serie di servizi per i lavoratori come asili e scuole. Ci colleghiamo ora con Andrea Pierini in diretta dal punto franco del porto di Trieste, dove BAT ha voluto celebrare il 50% di raggiungimento dei lavori per il nuovo Innovation Center. Buongiorno da San Dorligo della Valle, lo vedete alle mie spalle, si è completata oggi la realizzazione del 50% dell'Innovation Hub di BAT, una struttura che era stata annunciata praticamente un anno fa e che si sta concretizzando e che di fatto vedrà a settembre l'arrivo dei macchinari e entro la fine dell'anno la piena operatività di questo impianto di innovazione per quanto riguarda i prodotti surrogati alla nicotina, quindi insomma per ridurre l'impatto del fumo, che verranno studiati e assemblati proprio nel capoluogo giuliano. Sono iniziate anche le assunzioni, 3.000 i curriculum che sono stati ricevuti dalla BAT e alla fine saranno circa 500 le persone che verranno assunte in questa struttura. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, oggi impegnato su più fronti, anche perché si conclude oggi la campagna elettorale per le amministrative e per il referendum, ha elogiato questa attività. Prima di ridarti la linea per rientrare in studio, ascoltiamo le parole del Presidente Massimiliano Fedriga, che ha chiuso anche le polemiche tra Salvini e Giorgia Meloni. Qui siamo di fronte a un hub europeo e quindi sono contento che sia stata scelta, evidentemente sia per le capacità di dare risposta. Stiamo vedendo una struttura che in pochi mesi è stata creata e quindi che forse è un'eccezione a livello italiano, e poi perché è stato scelto il Friuli Venezia Giulia evidentemente anche per le capacità di formare persone che lavorano nel mondo della ricerca e sono in grado di fornire ovviamente le necessità dal punto di vista del personale. Come territorio siamo in grado di farlo. Oltretutto devo dire che stiamo parlando anche di prodotti che verranno creati a Trieste e in Friuli Venezia Giulia,
che sono in grado anche di andare a ridurre il rischio alla salute legato al fumo con prodotti alternativi, e quindi anche questo un passo avanti verso l'abbattimento dei consumatori del fumo tradizionale, che ovviamente ha creato e sta creando danni molto pesanti alla salute dei cittadini e alla salute pubblica. Intesa San Paolo ha siglato un accordo con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale per lo sviluppo dell'attività portuale e dell'economia ad essa collegata, con importanti impatti positivi anche per l'entroterra triestino. Stanziato un plafond di 1 miliardo di euro di nuovo credito. In particolare l'accordo ha tra gli obiettivi la spinta alla ripresa degli investimenti 4.0 sostenibili delle piccole e medie imprese e la crescita attraverso il ricorso alla finanza straordinaria e alla digitalizzazione. Da poco più di un mese è quasi impossibile trovare pediatri per i nuovi nati nella zona di Udine, specialmente per i bimbi primogeniti. La mamma, che ieri ha evidenziato la carenza di posti disponibili, almeno lei è riuscita a risolvere il problema proprio grazie a Telefriuli. Quindi io al momento non ho un pediatra per la mia bambina di 1 mese e 4 giorni. Io non so come sta andando, come sta crescendo, se va tutto bene. Io continuo un giorno sì, un giorno no a guardare sul sito, a telefonare al distretto, ad andare personalmente per vedere se qualcuno si libera, ma ogni volta c'è questa bella lista con questo bello 0 che mi dice che non esistono pediatri disponibili. Questa è la denuncia resa pubblica da questa mamma di Pradamano, che attraverso Telefriuli ha voluto rendere pubblica la carenza di medici per i bambini. Questo sfogo, apparso nel nostro TG di ieri sera, l'ha aiutata almeno a risolverla il suo caso. Questa mattina, infatti, recandosi al distretto di via San Valentino, è stata riconosciuta da un'altra madre che l'ha invitata a seguirla. La donna aveva visto il servizio in TV e, conoscendo la problematica, ha deciso di cederle il posto della figlia 14enne che sarebbe passata al medico di base. Sono felicissima, ho un pediatra preso per i capelli, ci ha riferito Stefania, ma non dimentichiamoci che il problema rimane per tutte le altre neomamme. E prende sempre più corpo un regolamento di conti per motivi di droga. Abbiamo voltato pagina nell'accoltellamento di martedì sera a Porcia, che ha visto un 19enne finire in ospedale con ferite gravissime. Prende sempre più corpo l'ipotesi degli investigatori che dietro l'accoltellamento del 19enne a Porcia martedì sera in via Tante ci sia un regolamento di conti dovuto a un giro di droga e non una rapina finita male. I 3 giovani tra i 18 e i 20 anni, armati di bastone, stando alla ricostruzione degli inquirenti, hanno effettuato una vera e propria imboscata ai danni del 18enne, che ha poi estratto un coltello, ferendo in modo gravissimo al torace un coetaneo finito in rianimazione all'ospedale di Pordenone, dove è tuttora ricoverato non in pericolo di vita. I primi elementi raccolti dal tempestivo intervento della squadra volante della questura di Pordenone hanno permesso di recuperare l'arma, un coltello con la lama di 9 cm e identificare i 4 più un quinto ragazzo che aveva accompagnato l'amico armato di coltello, senza prendere però parte alla colluttazione. L'indagine è coordinata dal PM Andrea Del Missier e guidata in primo piano dal questore Luca Caroggi, affidata alla squadra mobile. Almeno 2 dei 3 giovani armati di bastone, denunciati per tentata rapina aggravata, erano noti alle forze dell'ordine per precedenti riguardanti gli stupefacenti. Alla base della lite potrebbero esserci dei conti non saldati. Anche su questo fronte le indagini procedono con la raccolta di ulteriori indizi e testimonianze, anche per stabilire chi abbia aggredito chi per primo, visto che il 18enne che ha fatto partire la coltellata, denunciato poi per lesioni gravissime, potrebbe essersi difeso dopo essersi trovato di fronte inaspettatamente il terzetto ed essere stato aggredito o minacciato. Tra i giovani, tutti di Porcia tranne uno, potrebbero già esserci stati in precedenza degli altri incontri particolarmente animati. 5 decessi, 1 a Trieste, 4 a Udine, 409 nuovi contagi. Questi dati emersi nel bollettino Covid di oggi. 3 le persone in gravi condizioni ricoverate in terapia intensiva, sono invece 76 i pazienti ospedalizzati negli altri reparti. La Giunta regionale ha approvato in via preliminare l'assestamento di bilancio che prevede risorse in diversi ambiti con focus in particolare sull'occupazione. Una manovra da 522 milioni di euro con risorse per le imprese, 70 milioni, il mondo agricolo e agroalimentare, 44 milioni e ovviamente per la sanità con 130 milioni che serviranno per le case di riposo e per gli investimenti. La Giunta regionale ha approvato in via preliminare le variazioni di bilancio che entro luglio dovranno essere approvate in Consiglio regionale. Un assestamento estivo straordinario, importante, abbiamo allocato 522 milioni di euro per dare risposta a tutti i settori dove la Giunta regionale, la maggioranza, ha già attivato le proprie politiche in questi anni e per garantire anche la ripartenza effettiva della nostra comunità.
Ci sono poi 80 milioni per le infrastrutture, con una parte che andrà a coprire tutte le domande del 2021 per l'edilizia agevolata, e 5,2 milioni per il PNRR, e poi 28 milioni per lavoro e istruzione e 9,2 milioni per i minori stranieri provenienti dall'Ucraina. Non mancano 15 milioni per gli sconti carburanti e 1 milione per l'acquisto di scuola bus, con 4,6 milioni per interventi nelle scuole. Sono stati restaurati nella chiesa di San Francesco a Udine gli affreschi della navata e del transetto. Le opere originali risalgono alla metà del XIV secolo. Ci troviamo all'esterno della chiesa di San Francesco di Udine, dove sono stati inaugurati gli affreschi restaurati della navata e del transetto. Ci sono voluti 6 mesi di lavoro coordinati dalla soprintendenza, che hanno portato anche a delle importanti scoperte di inestimabile valore storico, il che fa di questa chiesa un patrimonio artistico, culturale della città da salvaguardare e valorizzare sempre di più. L'impegno dell'amministrazione è quello non solo di utilizzarla come sede espositiva, come è stato fatto finora, per convegni, per incontri, ma anche di valorizzarla per quello che la chiesa presenta attualmente, appunto questo ciclo di affreschi, queste strutture di grande valore, fatte attorno all'anno 1300-1350, di scuola diciamo emiliana, ecco, oltre che veneta, che costituiscono un unicum per la nostra città. Prima cosa da fare è potenziare l'illuminazione delle 3 absidi e del transetto, appunto perché adesso si possono leggere bene questi affreschi. Un successo, la data zero di Cesare Cremonini, ieri sera allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, che ha aperto dopo 2 anni i grandi eventi della regione. Uno spettacolo che ha portato il pubblico dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro in un'esperienza coinvolgente attraverso la presenza a centropalco di un grande gate, un portale di 22 metri di altezza che ha trasportato lo spettatore in un'altra dimensione attraverso immagini tridimensionali, elementi scenici ed effetti laser e pirotecnici. La data zero di Cesare Cremonini ha aperto ufficialmente la stagione dei grandi eventi. Un ritorno un po' alla vita, dopo 2 anni di lockdown, finalmente il primo grande evento in Friuli Venezia Giulia. Siamo particolarmente orgogliosi di essere tornati a Lignano, che è la città da dove tutto è incominciato. Lignano è una delle località turistiche, anzi la località turistica maggiormente attrattiva della nostra regione. Nella stagione estiva abbiamo numeri impressionanti, ma devo dire che gli eventi che abbiamo deciso sono un modo diffuso su tutta la regione. È anche un modo di promuovere la nostra regione grazie anche all'arrivo di questi big che poi magari fanno anche promozione del nostro territorio. Beh, non c'è dubbio, c'è tutta una promozione in diretta. Sono persone molto seguite, sono artisti molto seguiti, e quindi la promozione che possono fare suonando e esibendosi in Friuli Venezia Giulia sicuramente è un motivo di maggiore conoscibilità e riconoscibilità del nostro territorio. Molto bene, termina qui il nostro telegiornale. Noi adesso con la regia di Campigotto andiamo con la sigla di chiusura, la pubblicità, e poi ci ritroviamo qui con A Voi la Linea.